In compagnia di Thomas Poletti, vice allenatore del Chievo Verona. Buona guarigione a mister Allegretti che ha appena finito la rifinitura con la febbre. Però c'è da preparare un'altra partita importante domani, la 26esima giornata, Chievo contro Folgore, un'altra partita di alta classifica. Sì, hai detto bene, è una partita dura contro una squadra che viene da una sconfitta pesante, quindi troveremo una squadra sicuramente arrabbiata. È una squadra forte, ha giocatori importanti per la categoria, è una squadra che propone gioco, è una squadra che va saputa prendere, ecco. Il Chievo arriva da questo filotto straordinario di 6 vittorie consecutive, però dall'altra c'è già questo è un record di questo girone, dall'altra c'è comunque una Folgore che ne ha fatte 7 di fila di vittorie tra novembre e gennaio, quindi sicuramente due squadre che hanno attraversato e stanno attraversando un ottimo periodo. Sì, anche la Folgore ha avuto una ripresa importante, ma studiandola anche nel girone d'andata si sapeva che era una squadra, una società che aveva ambizione con giocatori bravi, quindi non mi stupisco di trovarla nei primi posti. Per quanto riguarda noi, niente, abbiamo un gruppo straordinario di ragazzi che sta facendo veramente qualcosa di impensabile fino a poche settimane fa. Noi siamo veramente contenti per loro perché sono ragazzi che si meritano in questo momento e speriamo si possa continuare, insomma, ad avere anche a questo punto un'ambizione, porsi un obiettivo che magari settimane fa non era pensabile, ecco. Esatto, la classifica comunque la guardiamo tutti, ci sono adesso 4 punti di stacco, no, fra il Chievo e la Folgore. Come avete preparato la partita? Avete finito da poco la rifinitura, uno su tutti, un nome, Ferrandino, che è il capocannoniere sicuramente, sì. Però arriva, no, come dicevi prima, la Folgore da questo duro KO 5-1, quindi sarebbe da approfittarne, insomma. Sì, ma sarà una partita da giocare ad alta intensità, appunto per questo. Poi tu adesso hai nominato Fernandino, che tra l'altro è un ragazzo che me ne parlavano già quest'estate perché era in prova ad Arzignano, dove ho ancora degli amici, e mi parlavano di un ragazzo bravo, ma non è l'unico, anzi in fase offensiva e non solo hanno veramente giocatori importanti, quindi dovremo fare una partita molto gagliarda dal punto di vista difensivo. Ma quando dico difensivo non parlo solo della linea, a livello proprio di squadra, una partita giusta. Sarà bella da giocare, dai. Domani ci ritroviamo a Sona, sappiamo che è un campo che magari ci può limitare, non solo noi ma anche gli avversari per quanto riguarda il gioco, però a livello di temperamento ci hanno già dimostrato i ragazzi che sanno tirare fuori le unghie, non solo le unghie, dai. E a proposito dei ragazzi del Chievo, ultima domanda, per domani qualche scelta particolare? Rientra col Ferrari dalla squalifica, Marchesini l'abbiamo già visto in panchina contro la Varesina, può essere anche lui un'arma a partita in corso? Per fortuna recuperiamo qualche ragazzo, per quanto riguarda Marche, sì, siamo già molto contenti. Il tabellino di marcia era diciamo che ha bruciato qualche tappa, quindi siamo molto contenti di vederlo in gruppo, di vederlo sempre meglio. Magari non lo so se può avere la possibilità di fare la prima del 2025, di entrare, di avere uno scampolo di partita, però per noi è già importante, visto che a livello numerico non siamo in tanti, recuperare anche un ragazzo come Marche che purtroppo ha avuto la sfortuna di farsi male, ma adesso ha recuperato, dai, lo vediamo, siamo contenti di averlo con noi. Ottimo, grazie Thomas. Grazie a te.